Paese, coinvolte 2 auto, una moto e un furgone, muore una donna di 52 anni in moto con il marito, il dramma davanti agli occhi di automobilisti e residenti, viabilità in tilt per mezza mattinata lungo la Feltrina. Ondata di maltempo nel pomeriggio sulla pedemontana veneta, violenta grandinata, interessato diversi territori da Quero a Cavaso, dai Colli Asolani a Segusino, colpiti anche i vigneti. Da Montebelluna a Castelfranco a Treviso in migliaia ieri in piazza contro il Green Pass. Le forze di polizia coordinate dalla questura stanno valutando sanzioni nei confronti dei manifestanti. Green Pass e controlli, i sindaci della Marca pronti a far rispettare la normativa, ma dicono punteremo sulla collaborazione con gli esercenti. Federalberghi promuove il Green Pass del governo che però al momento coinvolge anche i ristoranti negli hotel. Rischiamo disdette, servono subito chiarimenti che non penalizzino la stagione, dice la categoria. 108 giorni in ospedale, di cui 64 in terapia intensiva per colpa del Covid. Il racconto di quei mesi nelle parole di Roberto Borsato e della moglie Mariella. Il loro appello agli indecisi: vaccinatevi. Vaccini ai giovani, parla l'esperto, solo così evitiamo la diffusione di nuove varianti resistenti al vaccino, dice il professor Massimo Guerriero. Il contagio crescerà nelle prossime settimane e dobbiamo rimanere allertati. Buona performance della nuotatrice montebellunese Margherita Panziera a Tokyo, che ha debuttato oggi nelle batterie dei 100 d'orso qualificandosi per le semifinali. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Apriamo con la tragedia che si è consumata questa mattina a Paese, un incidente mortale lungo la Feltrina, a perdere la vita una donna di 52 anni che viaggiava in sella insieme al marito. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di tanti automobilisti e residenti della zona, impotenti di fronte alla morte di Barbara Monaco, trevigiana 52enne, che si trovava a bordo della moto guidata dal marito di 58 anni. Sono circa le 11 sulla Feltrina, i due stanno viaggiando in direzione Montebelluna quando, per cause da accertare, la moto tampona un'auto ferma al semaforo poco prima dell'incrocio dell'ex trattoria da Oro. Frazioni di secondo la due ruote sbanda e invade l'altra corsia di marcia, dove sopraggiungono un furgoncino e un'altra auto. La carambola è micidiale, con la macchina che prima travolge la moto e poi va a sbattere contro il cancello di un'abitazione abbattendolo. Marito e moglie volano sull'asfalto. Per Barbara Monaco è un volo fatale, muore praticamente sul colpo. Io ho visto soltanto la signora per terra che era già deceduta e coperta, purtroppo, e ho visto che stavano cercando di rianimare il marito. E basta, poi siamo stati qua in attesa finché loro hanno cercato di avere la sicurezza che lui era in grado di essere caricato in ambulanza. Una volta stabilizzato, il marito, rimasto cosciente, viene ricoverato in pronto soccorso al Cafoncello con numerose fratture. A portare i primi soccorsi sul luogo della tragedia i vigili del fuoco, che si stavano recando proprio in quel momento a Ponzano per un incendio in un campo. Arrivano poi i sanitari con l'elicottero del SUEM, supportato da ambulanza e automedica. Il corpo senza vita della donna resta a terra in attesa del nulla osta del PM, mentre la viabilità va letteralmente in tilt in entrambe le direttrici. Barbara lavorava all'Intesa San Paolo, in tanti in queste ore la stanno ricordando sui social, amici e colleghi. Questo non ce lo dovevi fare, lasci un immenso vuoto. Il marito rimane ricoverato a Treviso e non è in pericolo di vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Paese. E nel pomeriggio si registrano altri 2 incidenti lungo le strade della Marca. Il primo è accaduto pochi minuti prima delle 17 a Pagnano d'Asolo. Scontro tra una moto e un'auto. Una coppia di fidanzati è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale. Pochi minuti più tardi, intorno alle 17:20, SUEM è di nuovo al lavoro, questa volta a Falzè, per uno scontro tra 2 auto. 4 le persone rimaste ferite, 2 di queste in modo grave. E saranno celebrati martedì 27 luglio alle 16 nella chiesa di Ponte di Piave i funerali di Simone Perina, il 17enne morto martedì scorso in un incidente stradale a Fontanelle. Il ragazzo in sella al suo motorino aveva tamponato un'auto ferma ad un semaforo temporaneo per lavori. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, la violenza dell'urto sul lunotto posteriore dell'auto non gli aveva lasciato scampo.
Ondata di maltempo nel tardo pomeriggio di oggi, una forte grandinata che ha interessato la fascia pedemontana. In alcuni comuni sono caduti chicchi di grandine, li vedete nelle foto, di 4-5 centimetri di diametro. Ad essere battuta con violenza soprattutto la zona del Basso Feltrino, Quero, Alano, ma anche Cavaso del Tomba, più marginalmente la zona di Pederobba, come potete vedere dalle immagini tratte dalla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana. Ci sono danni alle carrozzerie di auto e ad alcune coperture. Forti acquazzoni hanno caratterizzato la domenica pomeriggio anche sui colli asolani, dove sono in corso verifiche per capire se ci siano danni ai vigneti. Le previsioni indicano temporali di forte intensità anche domani. La mattina sarà soleggiata, ma già da mezzogiorno aumenterà la copertura nuvolosa e dal tardo pomeriggio cominceranno gli acquazzoni, che potranno essere anche violenti, seppur localmente. E adesso torniamo alle manifestazioni di piazza di ieri contro il Green Pass. Le forze di polizia coordinate dalla Questura stanno valutando sanzioni nei confronti dei manifestanti che appunto sono scesi in piazza a Castelfranco, Montebelluna e Treviso. Oltre 1000 persone a Treviso, qualche centinaio a Castelfranco, diverse decine anche a Montebelluna, con i numeri della Questura che come sempre divergono da quelli dei manifestanti. Questura che proprio in queste ore, accanto alle altre forze dell'ordine, sta valutando se procedere con provvedimenti e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, una verifica del tutto simile a quella fatta a margine dei festeggiamenti per la finalissima Italia-Inghilterra. Di certo, al di là delle cifre esatte e delle possibili ripercussioni, il colpo d'occhio in Piazza dei Signori alle 18 di un sabato sera di luglio ha raccontato di un'adesione massiccia partita sui social a poche ore dall'obbligatorietà del Green Pass fissata con decreto dal governo. A Castelfranco i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Giorgione per poi sfilare fino al municipio, e così ai no mask della prima ora, ai no vax di questi ultimi mesi si sono aggiunti i no pass, contrari alle ultime mosse dell'esecutivo che diverse frizioni stanno creando anche all'interno dello stesso mondo politico. Già la libertà, concetto giuridico ma anche psicologico che la pandemia ha oggettivamente compresso. Dobbiamo confrontarci con una limitazione molto seria, con la limitazione della morte, che noi abbiamo perennemente di fronte, non solo rispetto alla morte fisica del corpo, ma anche rispetto alla morte sociale, l'impossibilità di avere delle relazioni, alla morte economica, nel vedere chiuse delle attività. Di fronte a questa sensazione di mancanza di libertà, mi sembra che gli animi si stiano particolarmente esasperando. Esasperazione quindi che non fa bene a nessuno, ma forse per questo bisogna anche intendersi su cos'è e cosa non è la libertà. La condizione dell'essere umano non è quella di fare ciò che vogliamo, perché se fosse questo possibile, le dico che io metterei subito la firma per poter scegliere di non invecchiare, per poter scegliere di non morire, di non vedere mai i miei familiari ammalarsi. Quindi la vera condizione dell'essere umano purtroppo è solo di avere la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. E sul Green Pass e i conseguenti controlli abbiamo sentito la posizione di alcuni sindaci trevigiani. Green Pass sì, Green Pass no. La carta verde deve ancora entrare in vigore, ma già divide i cittadini. Nel mezzo i sindaci chiamati attraverso le loro polizie locali a controllare la giusta applicazione della misura introdotta dal governo. E un primo effetto il provvedimento lo ha già sortito, quello della corsa alle vaccinazioni. Che il Green Pass sia la strada giusta, secondo me, è testimoniato dall'impennata di richieste di vaccinazioni che si è registrata nelle ultime ore a seguito dell'emanazione della norma. E quindi sì, sono assolutamente favorevole alla introduzione di questo tipo di azione. Se andiamo a valutarlo unitamente al dato delle vaccinazioni, diventa fondamentale andare poi a confrontare quello che tramite questo DL è il messaggio che è passato e poi effettivamente quanti poi saranno i dati delle vaccinazioni. Ripeto, i giovani stanno già facendo la loro parte. Ci dice proprio che quando viene toccata la libertà individuale insomma scattano altri meccanismi. Io credo che dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità. Effetti positivi, ma che per il sindaco di Spresiano lasciano un po' di amaro in bocca. Benissimo che ci siano stati gli effetti desiderati,
È triste che si debba arrivare al ricatto quasi, no? Mi sarebbe piaciuta un po' di presa di coscienza in più magari da parte della gente. Per la prima cittadina di Roncade, Zotarelli, il Green Pass sarebbe tornato utile per gli spostamenti tra stati o tra regioni con colori diversi. Qualche perplessità invece per le modalità introdotte. Avrei qualche perplessità come cittadino, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso nei bar e nei ristoranti. Si tratta di attività che hanno già preso, dicevo, come attività tutte le misure precauzionali possibili. Anche la collega di Paese avrebbe auspicato un utilizzo limitatamente alle occasioni in cui gli assembramenti impediscano il giusto distanziamento. Imporlo tu cura, ecco, sicuramente nelle manifestazioni. Sul fronte controlli nessun sindaco sceriffo, ma la volontà di collaborare con gli esercenti come già fatto in passato, con la consapevolezza che la misura rischia di pesare sulle loro attività. Capisco benissimo la posizione appunto delle attività produttive, degli esercizi, di chi gestisce piscine e palestre che si trova con una nuova incombenza. Si rischia di chiedere sempre a chi ha già dato tanto e ha messo a disposizione e ha rischiato tanto in questo anno e mezzo. Io spero che intanto vengano pensate tutte le modalità per agevolare i gestori dei locali, dei ristoranti, dei bar, dei pubblici esercizi, affinché vengano messi nelle condizioni comunque di lavorare in maniera flessibile e sicura. Non voglio imporre agli altri, che non sono istituzioni, questo ruolo, anche perché non fa parte dei loro compiti. Piuttosto farei una campagna per incentivare alle vaccinazioni. Sicuramente sarà un lavoro da fare unitamente ai commercianti e a cercare assieme a loro, ai gestori, di verificare la situazione. Non è tanto l'atteggiamento dello sceriffo che si confà a un sindaco come me, è quello di puntare a portare quella parte della popolazione, fortunatamente non tantissima, che ancora non si è vaccinata, a farlo. Il sindaco di Spresiano pensa alle difficoltà di controllare, magari in occasione di grandi eventi. Noi non abbiamo nemmeno le risorse per fare i controlli, cioè se io dovessi mandare 3 vigili urbani, capite bene che faccio fatica proprio oggettivamente. Facciamo finta che una manifestazione abbia 20 persone, ok, lo riesce a fare anche in un tempo ragionevolmente breve. Avessimo 500 persone, capite bene di che tempi stiamo parlando. Bene, la misura del Green Pass, dice Federalberghi Veneto, che però chiede urgenti chiarimenti da parte del governo sulla sua applicazione, in particolare per i servizi interni agli hotel. Federalberghi condivide le misure adottate dal governo con l'ultimo decreto legge in tema di Green Pass e nuovi parametri, ma ora l'intero settore attende chiarimenti sull'applicazione della Carta Verde. Non è necessario avere il Green Pass per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario, almeno secondo quelle che sono in questo momento le informazioni che abbiamo in attesa del dispositivo normativo, è necessario per accedere a taluni servizi. Congressisti, capiscine e ristoranti sono direttamente coinvolti nel provvedimento, a differenza di quanto accaduto in passato, quando anche durante il lockdown, ricorda Schiavon, la ristorazione alberghiera, ad esempio, non si era fermata grazie alla possibilità con il check-in di tracciare gli ospiti. All'interno delle strutture ricettive in genere c'è sostanzialmente il tracciamento e il monitoraggio. Al momento, spiega Schiavone, una famiglia con genitori vaccinati ma con un figlio sopra i 12 anni non ancora immunizzato non può accedere al ristorante interno dell'albergo. Questo già sta generando ovviamente molte difficoltà e in qualche caso il rischio anche di diverse cancellazioni. Gli albergatori dunque aspettano in tempi rapidi dal governo i necessari chiarimenti. Siamo veramente in attesa di un dispositivo che faccia assoluta chiarezza nel merito e ci auguriamo che nelle prossime 24 o 48 ore si possa fare assolutamente chiarezza e noi si possa dare le corrette informazioni agli ospiti. La stagione in questo momento, aggiunge Schiavon, sta registrando un trend positivo, soprattutto per le strutture lungo la costa, al lago e in montagna. Ci auguriamo che quando verrà fatta chiarezza non ci saranno appunto delle limitazioni o degli impedimenti tali per cui si possa compromettere questa fase di rilancio che avevamo cominciato a registrare. Stamane durante la nostra diretta in collegamento da Londra una rappresentante di Veneto Imprese Unite ha raccontato un'altra realtà rispetto alla nostra. Intanto domani il presidente dell'associazione, Penso Aiello, sarà a Firenze per incontrare i colleghi e organizzare una nuova azione di protesta. Hanno ripreso a vivere, cosa che
noi non abbiamo ripreso. In collegamento da Londra Giada Di Cosimo, rappresentante dell'Associazione Veneto Imprese Unite, in tandem con il collega Andrea Penzo Aiello. Favorevoli alla vaccinazione ma contrari all'utilizzo del Green Pass così come è stato formulato dal governo. La grande differenza con la popolazione inglese, una campagna vaccinale più aggressiva, senza alcun tentennamento sul siero AstraZeneca, nonostante i dati, e dal punto di vista comunicativo senza interferenze. Quando hanno deciso di praticare la campagna vaccinale, l'hanno praticata a tappeto. Noi abbiamo avuto prima una cosa e poi l'altra. Qui non era importante, qui in Inghilterra non era importante l'età o il fattore a rischio, qui venivano vaccinati tutti. L'associazione avrebbe sposato la linea dei governatori, Green Pass per consentire in caso di passaggio di colore delle regioni di tenere aperte le strutture che di fatto così diventerebbero Covid free. Il gruppo sarà domani a Firenze per fare lobby insieme a categorie analoghe di pubblici esercizi riunite sotto il nome di Tutela Nazionale Imprese. Cercheremo di tirare un attimo le somme per portare avanti quello che può essere appunto un'azione di protesta forte sui genesi di quando abbiamo bloccato l'autostrada Cantagallo a Bologna, però appunto, ripeto, sempre guardando l'implicazione economica del Green Pass sulle nostre attività. Nuovo attacco social al sindaco di Treviso Mario Conte dopo gli insulti per aver caldeggiato la vaccinazione. Ora contestate le sue parole a favore proprio del Green Pass. Sentirmi dare del venduto, del corrotto, di aver venduto l'anima, dello schiavo di Bill Gates, del venduto ai poteri forti, minacce di morte, francamente sono cose che poco mi entusiasmano, che condanno, che respingo, ma che non diminuiscono il mio entusiasmo in quella che è una missione che oggi sto portando avanti, che è quello di servire la mia comunità. Ancora un attacco personale ai primi cittadini che scelgono di sostenere la campagna vaccinale anche attraverso appelli alla loro comunità. Come è accaduto al sindaco di Saonara nel padovano Walter Stefan, questa volta tocca al sindaco di Treviso Mario Conte. Non è il primo attacco social subito dal primo cittadino che non ha mai nascosto la sua fiducia nella scienza e nel sistema sanitario. Io, guardate, continuo a vedere un aumento dei contagi, purtroppo stanno cominciando ad aumentare, anche se per fortuna lentamente, i ricoveri e le terapie intensive, e quando guardo questi due effetti mi torna in mente subito chiusura, coprifuoco, lockdown. Ecco, io queste tre parole qua, siccome per me corrispondono a sacrifici, lacrime, dolore, protesta, rabbia da parte dei miei cittadini, associazioni di categoria, io non voglio più vederle. Per far questo io ho deciso di fidarmi della scienza e ho deciso di vaccinarmi. Insulti e offese sui social anche per essersi espresso in termini ottimistici nei confronti del Green Pass, una posizione su cui Conte è tornato all'indomani dei primi attacchi e nonostante la posizione più dura dei vertici del suo stesso partito. Credo che oggi consigliare di vaccinarsi sia qualcosa di responsabile, rispetto chi decide di non farlo, però dico altrettanto che non voglio più tornare alle chiusure, e per non tornare alle chiusure ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, o di vaccinarsi o di assumersi le responsabilità di subire alcune limitazioni. 108 giorni in ospedale, di cui 64 in terapia intensiva per colpa del Covid. Il racconto di quei mesi nelle parole di Roberto Borsato e della moglie Mariella. Da loro un appello agli indecisi: vaccinatevi. Il 28 aprile 2021 per Roberto Borsato, consigliere comunale a Treviso, è iniziata una seconda vita, quella dopo il Covid. Borsato risulta positivo in gennaio, sua moglie in quei giorni è in ospedale, anche lei a causa del coronavirus. Durante le quotidiane telefonate con il marito sente che le sue condizioni si stanno aggravando e chiama il 118. Anche Roberto arriva al Cafoncello, prima in area non critica, ma la situazione si aggrava e diventa necessario spostarlo in terapia intensiva e intubarlo. E che là sono andato in panico completo. Io non volevo, perché avevo associato intubazione e morte. Per 64 giorni la vita di Roberto è come se si fermasse in un letto di terapia intensiva. Poco ricorda di quei 2 mesi, solo gli incubi che hanno accompagnato il suo sonno forzato. Nel frattempo, grazie alla terapia con il plasma iperimmune, le condizioni della moglie Mariella migliorano e viene dimessa. Dopo qualche giorno va a visitare il marito, indelebile il ricordo di quel giorno. Vedere una persona che comunque supina,
gonfia, la faccia gonfia, la bocca gonfia, guardi, una cosa devastante. E lì ce n'erano 8. 2 volte alla settimana, scusa, sono andata a trovarlo e ogni volta vedevo un letto vuoto. Guarda, ho ancora... Però io ho sempre pensato che Roberto sarebbe tornato a casa. Giorni, settimane e mesi vissuti in attesa che le condizioni di Roberto migliorassero. Mariella non ha però mai perso la speranza. Quando i medici le dicono che il marito sembra non reagire, non lottare, lei capisce che è il momento di aiutarlo. E io gli ho detto, senti, io non pretendo che tu torni a casa se non vuoi, ma se vuoi puoi farlo. Impegnati. E da lì è cominciato. Poi finalmente il risveglio e il trasferimento ad Oderzo per la riabilitazione. La cosa più devastante è stato che non riuscivo a muovermi. Quanti chili ha perso? Ho perso 17 kg, ho perso tutta la massa muscolare, non riuscivo a camminare, essere là su un letto col pannolone, non ero più padrone di me stesso, cioè dovevo dipendere in tutto e per tutto dagli altri. Su una stanza ero da solo, cioè quindi avevo compagnia la televisione. Mi venivano in mente tante cose, contavo le piastrelle, erano 37. Difficile dimenticare l'immagine che Mariella si è trovata davanti agli occhi. Una larva come, cioè pauroso, tremante, non riusciva a tenere in mano niente, con i capelli lunghi. Non era Roberto poi alla fine. Alla fine dell'incubo Roberto è tornato in ospedale per ringraziare medici ed infermieri che lo hanno assistito in quei 108 giorni di ricovero. Nei loro occhi, racconta, ho visto la commozione. Ora, su richiesta dell'USL 2, Borsato ha girato un video raccontando la sua testimonianza e lanciando un appello. Di fare un appello alle persone che non vogliono vaccinarsi affinché questi si vaccinino. Roberto parla della sua lotta contro il Covid come di un viaggio dal quale lui, a differenza di molti altri, è riuscito a fare ritorno. Tanti compagni di viaggio non ce l'hanno fatta. E a proposito di vaccinazioni si discute in merito ai vaccini ai giovani. Per l'epidemiologo Massimo Guerriero l'immunizzazione è necessaria per evitare la diffusione di nuove varianti che potrebbero anche non rispondere ai vaccini. Ora la questione è, questi non si ammalano, si devono vaccinare, certo che si devono vaccinare perché altrimenti noi non riusciremo a bloccare questo virus e non riusciremo a bloccare la nascita di nuove varianti che speriamo di no, potrebbero anche riuscire a sfondare i vaccini che invece attualmente risultano ancora essere efficaci. Ecco perché anche i giovani per l'epidemiologo Massimo Guerriero si devono immunizzare e questo dai 12 anni in su. E più degli appelli arrivati al giro di boa della campagna vaccinale forse servono gli esempi. I miei 2 figli più grandi, Enrico ed Edoardo, lunedì scorso, hanno 12 anni, lunedì scorso sono andati a fare il vaccino e stanno bene. I vaccini quindi devono correre più delle varianti, in particolare della Delta, che stando a studi recenti è molto più contagiosa delle altre, dal 40 al 60% in più, con una carica ben 1000 volte superiore. Del resto, il trend già riscontrabile in Italia e in Veneto sembra chiaro. Siamo solo all'inizio noi di questa curva, ma è chiaro che la variante Delta, che sta diventando ed è diventata predominante in Italia, non farà altro che farci vedere un aumento dei casi. La nota, ecco, vedete anche questo, parte destra del grafico, questo dentino che sta spingendo verso l'alto e che si riflette già subito nel famoso indice RConT che era sotto l'unità e invece in questi giorni è registrato intorno all'1,6, 1,7. Indice del contagio in salita ma non quello dei ricoveri che continuano a riguardare quasi esclusivamente soggetti non vaccinati. Il messaggio è estremamente forte, i non vaccinati si ammalano e siccome questa variante ha una carica virale come abbiamo visto prima 1000 volte più forte rispetto alle varianti precedenti, è chiaro che oggi i cinquantenni che si ammalano rischiano di finire in terapia intensiva. Procedere con le vaccinazioni in vista dell'autunno diventa la priorità. Dobbiamo soltanto sperare che adesso nel mese di agosto la macchina non sia costretta a rallentare perché magari le persone danno priorità alle vacanze piuttosto che al vaccino, perché sappiamo bene che settembre e ottobre
mesi molto impegnativi per noi. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco.